Abbiamo un'opinione molto critica perché ravvisiamo un problema di impianto complessivo della norma e perché consideriamo gravemente dannose alcune misure, e questo è il giudizio sul disegno di legge Piano Casa della CGIL, che ha inviato un documento articolato con le osservazioni alla Commissione regionale Governo del Territorio, che oggi concluderà l'esame della norma. Sebbene dichiari di voler favorire il risparmio e la riqualificazione edilizia, la filosofia del disegno si basa sul classico binomio che associa mattone e sviluppo e sull'assunto che l'incremento indiscriminato delle volumetrie avvantaggerebbe la filiera turistica. Ma tutto questo è smentito dai fatti, e quanto sottolinea il segretario generale della CGIL Michele Carrus. Dopo un decennio di continue proroghe del piano casa, la crisi del settore delle costruzioni non è stata fermata, né tantomeno si è favorito il suo rilancio. Per la CGIL e la Fillea lo sviluppo passa per il riutilizzo e la qualità del costruito, per i nuovi materiali, per le tecniche e le tecnologie, per l'efficienza energetica e la domotica, per la promozione dell'housing sociale e un ripensamento complessivo degli spazi urbani e dei servizi dell'abitare. Passa dalla tutela del paesaggio, dalla manutenzione del territorio e dall'ammodernamento delle infrastrutture. Tra i punti critici segnalati dalla CGIL, l'incremento delle volumetrie che si persegue in modo spregiudicato persino strumentalizzando la pandemia. Preoccupa inoltre la riduzione a un solo ettaro del lotto minimo per costruire in campagna, concesso a tutti quanti, ma persino per sommatoria di appezzamenti sparsi anche in comuni diversi. E poi la riduzione dei criteri qualitativi delle nuove costruzioni, la monetizzazione dei parcheggi e l'utilizzo facilitato di sottotetti, pilotis e seminterrati, malgrado il pericolo idraulico e geologico che riguarda quasi tutti i comuni sardi, come purtroppo ha dimostrato l'alluvione di Biti pochi giorni fa, sottolinea la CGIL. Da qui l'invito al Consiglio regionale a rimuovere tutte le parti non necessarie alla proroga del piano casa e a rinviare la norma del governo del territorio a un'ampia discussione che renda partecipe l'intera comunità regionale.